Luigino Fabian è stato ucciso da una disattenzione. È quanto sostiene la procura, che ha ricostruito la morte del camionista di Santa Giustina in Colle, avvenuta il 19 luglio 2014. Stando ai magistrati, l'uomo si era dimenticato di inserire il freno a mano della motrice, dalla quale poi è stato schiacciato. Finisce così la causa che la famiglia dell'autista aveva intentato alla ditta di trasporti TM per cui lavorava Fabian. Per i giudici la morte di Fabian è stata dunque solo un tragico incidente. Tornano in azione i ladri di carburante. È accaduto questa notte lungo la strada regionale 53 a Fontaniva, dove i malviventi hanno preso di mira due camion. Forati di serbatoi sono riusciti a prosciugarli, rubando complessivamente oltre 1200 litri di carburante. Indagano i carabinieri. È durato oltre un'ora l'inseguimento per le vie di Borgoricco di un bovino di oltre 5 quintali, fuggito durante le operazioni di trasporto di un gruppo di animali. Per individuare e bloccare il bovino è servito l'intervento dei carabinieri, che hanno poi riconsegnato l'animale al macello.